Buon pomeriggio, nuova puntata speciale di Anteprima Sport, perché invece di parlare di quello che succederà nelle gare del weekend, noi vi diamo adesso i risultati, perché si è giocata proprio fino a pochi minuti fa la 37esima giornata della Serie B, la penultima di questo campionato. Tanti verdetti, vedremo insieme agli ospiti, ne discuteremo insieme, poi ci sarà anche la sfida che si giocherà lunedì e quindi di là in poi i giochi saranno fatti. Lo faremo in compagnia, io vi vado a presentare intanto Renzo Andropoli. Buon pomeriggio Renzo e grazie per essere con noi. Andiamolo a vedere insieme i risultati, perché dovrebbero essere quelli definitivi. Ci sono Ascoli e, vediamoli subito, Ascoli e Cittadella, eccolo qua. Ve li vado a vedere in diretta perché purtroppo insomma non ho il monitor di servizio. Eccolo: Ascoli Cittadella 2-0, Brescia Pisa 4-3, Cosenza Monza è finita 0-3, Cremonese Pescara 3-0, Frosinone Vicenza 1-1, Lecce con la Regina è finita in parità 2-2, Reggiana Spal 1-2, Salernitana Empoli 2-0, Venezia Pordenone 0-0, Entella Chievo 1-3. Andiamo a vedere anche la classifica per quanto riguarda questa penultima giornata di Serie B. Ovviamente c'è l'Empoli che ormai è promosso in Serie A, c'è questa lotta al secondo posto, Renzo, perché c'è la Salernitana a 66, il Monza che reduce ovviamente della vittoria di Cosenza si trova a 2 punti dalla Salernitana, ma ancora tutto può succedere nell'ultima giornata, quindi 64 punti, il Lecce a 62, il Venezia 58, Cittadella 56, Chievo 53 insieme a Brescia e Spal, la Regina a 50, la Cremonese a 48, a 47 il Frosinone, Pisa, Vicenza a 45 punti, l'Ascoli a 44, quindi Ascoli già salvo, Virtus Entella, Pescara, vado un po' in basso, sono già retrocesse, insomma c'è in corsa ancora Reggiana, Cosenza e Pordenone, perché la Reggiana è a 34 punti, il Cosenza a 35 e il Pordenone a 42. C'è questa sfida importante che si giocherà lunedì prossimo, proprio uno scontro diretto tra Cosenza e Pordenone, e appunto ci sarà sono 7 punti di vantaggio dal Pordenone, e quindi la Reggiana è già retrocessa. Sì, la Regione è già retrocessa, quindi c'è la sfida che è ancora aperta, è questa fra Pordenone e Cosenza, perché appunto, come sappiamo, insomma, se non c'è il distacco di almeno 5 punti, allora si giocheranno poi i play-out, quindi potrebbe essere anche un anticipo di play-out questa sfida che si giocherà lunedì. Adesso Nulla è cambiato. Non è cambiato nulla per quanto riguarda il Cosenza, se non quest'altra fragorosa batosta che il Cosenza ha rimediato ancora una volta, un 3-0 pesante. Figurate, io ho lasciato la partita sullo 0-0 per venire negli studi, appena arrivato trovo un 3-0 insomma, che stordisce ai più, voglio dire. C'è questa possibilità di giocarsi questa doppia sfida col Pordenone da vincere sia la prima che la seconda eventuale partita nei play-out, però onestamente devo dire, per quello che ho visto oggi in questa partita, non basta la buona volontà. Ci sono delle carenze tecniche che sono insuperabili per quanto riguarda il Cosenza. Troppi giocatori veramente di modesta caratura tecnica, la buona volontà purtroppo non basta, però prima di, come dire, di fasciarsi la testa, sbattiamola al muro, quindi aspettiamo quest'altra partita prossima a Pordenone, con la speranza, anche se piccola, questo lumicino è veramente modesto, che il Cosenza possa fare l'ennesimo miracolo, però come dice qualcuno, i miracoli li fa San Francesco, ti ha aiutato una volta, è difficile. Questa è una stagione veramente difficile, però aspettiamo. Una stagione tirata fino all'ultimo, si deve arrivare a questa ultima giornata che, lo ricordiamo, si giocherà lunedì, tutte le squadre giocheranno alle 14, andiamola a vedere insieme qual è questa ultima giornata della Serie B, l'aveva già mostrata prima il nostro regista Luca Chito, ve la vado a leggere insieme perché si giocherà Chievo Ascoli, Cittadella Venezia, Empoli Lecce, Monza Brescia, Pescara Salernitana,
Pisa, Entella, Pordenone, Cosenza, Regina, Frosinone, Spal, Cremonese e Vicenza, Reggiana. Quindi insomma ancora c'è la possibilità di giocarsi le ultime chance in questa sfida, però come diciamo sempre sono partite che bisogna vincere assolutamente. Lo stiamo dicendo forse da più di un mese, è un ritornello, un leitmotiv che sentiamo molto spesso. Ma questa è veramente l'ultima spiaggia, o vinci o vai in Serie C, non c'è nessun'altra possibilità. Certo bisogna fare qualcosa di in più rispetto a quello che si sta facendo in queste ultime giornate. A parte la vittoria sul Pescara, ma il Pescara è veramente poca cosa, il Cosenza deve dare di più se vuole sperare di raggiungere i play-out con il Pordenone. Quello visto oggi, specialmente negli ultimi minuti, è veramente impossibile, difficilissimo se non impossibile. Ripeto, ci sono delle carenze tecniche insuperabili per quanto riguarda l'organico rossoblù. Intanto do il benvenuto all'avvocato Luciano Cuozzo, nostro amico di Anteprima Sport. Ben ritrovato Luciano, hai visto proprio fino all'ultimo secondo la sfida. Purtroppo insomma abbiamo retto per un tempo, poi ovviamente la maggiore qualità degli avanti del Monza, perché lo ricordo sono entrati, andiamoli a vedere i gol, Balotelli Mario, Enrico Andrea e Davide, insomma tutti giocatori di spessore che hanno dato qualità, anche se devo dire che Carretta oggi mi è piaciuto, fra gli altri, tra lui e Falcone io darei diciamo la palma di migliore in campo. Beh sì, a livello tecnico non c'è storia fra le due squadre, quindi infatti la mia grande paura la settimana scorsa era proprio che il Monza battesse il Lecce. Intanto ti interrompo un secondo, perché mentre tu parli ti facciamo vedere le immagini che arrivano in diretta dal San Vito, perché c'è il nostro operatore Massimiliano Fino che si trova lì insomma nella speranza di poter cogliere qualcosa, però vediamo soltanto entrate e uscite di automobili. Purtroppo i tifosi hanno atteso la squadra all'inizio per incitarla, ma giustamente c'è quest'ultima spiaggia e ci si aspetta fino a lunedì. Sì, come dicevo, insomma, fortunatamente, davvero l'ultima fiammella di fortuna, dico io, che il Pordenone. Stavo ascoltando in macchina Reggiana Spal, confermata la vittoria della Spal a Reggio Emilia. Sì, quindi in effetti la Reggiana è retrocessa, cioè siamo no, solo non è retrocessa la Reggiana, ci ancora dobbiamo siamo in bilico. dovrebbe No, perché è mi pare retrocessa che matematica. Il distacco Sì, dal Pordenone è di 7 è più punti, alto. è di 8 punti. 8 punti, per noi cui ecco, soltanto quindi anche possiamo- vincendo Anche la vincendo prossima ho rimane a capito. 5, per Sì, cui- sì, perfetto. Un attimo mi sfuggiva la classifica, quindi niente, noi oggi, ripeto, se il Monza fosse venuto a giocarsi la partita con la stessa tigna con la quale ha giocato a Salerno, probabilmente i 3 gol nel primo quarto d'ora ce li avrebbe fatti. Il Monza, secondo me, ha fatto una partita abbastanza tranquilla, d'attesa, consapevole delle sue qualità tecniche, poi la Salernitana è andata abbastanza presto in vantaggio, quindi a me quello che obiettivamente fa paura è questo trend totalmente negativo, non solo in tema di risultati e di gol presi, ma a questo punto anche mentalmente della nostra squadra. Basta davvero che una squadra che poi alla fin fine il primo tempo ha palleggiato acceleri un filino metta un filino di acceleratore e noi andiamo totalmente in barca, quindi ecco, il mio ritardo è stato anche un po' sbollire la rabbia. Immagino. Che ormai immagino. non Diciamo che il primo tempo abbiamo tenuto anche grazie a Falcone che ha fatto un paio paio di di parate. interventi Sì. di buona caratura e devo dire che potevamo anche fare gol noi perché Carretta con quel tiro a giro. che oggi non solo quello, ma la palla che ha dato a Sciaudone dentro l'area, un giocatore di qualità deve far gol e Sciaudone mi pare che in tutta la rosa del Cosenza sia quello che ha un po' più di tecnica e di capacità, quindi una palla gol che avrebbe dovuto sfruttare meglio. Questo probabilmente non avrebbe cambiato sicuramente il risultato finale della partita perché poi i cambi del Monza sono entrati, ci hanno rifilato 1, 2, 3, per cui
insomma è ovvio che la differenza della caratura tecnica fra i due organici è notevole, però il Cosenza è troppo fragile per questa categoria, Ecco, troppo fragile. Troppo fragile. Ma penso assolutamente, concordo assolutamente, una fragilità parossistica Sì, ormai, ma che capita a queste squadre che prendono questi trend negativi. Lo scorso anno il Perugia, io ricordo quando venne a giocare qui a Cosenza, Serse Cosmi avvisò i suoi e disse: Cosenza è una tappa fondamentale. Se perdiamo prendiamo un trend negativo, se vinciamo, pareggiamo, riusciamo a tirarci fuori. Presero il trend negativo e non si ripresero più mentalmente. È un discorso a prescindere dalle carenze strutturali, tecniche, Ma vorrei aprire credo anche mentale oramai. un discorso parallelo. Sì. Bene, il Perugia l'anno scorso è retrocesso, quest'anno è risalito. Il Cosenza avrà questa forza? Punto interrogativo. Punto interrogativo. Ed Vabbè, è retrocesso con un attacco Falcinelli-Iemmello lo scorso anno. Infatti. perché poi bisognerebbe, come si dice, riprogrammare, rifondare, perché non sono tanti i giocatori di proprietà, insomma sono discorsi che, avvocato, li facciamo volta... Lo facciamo fra 7 giorni però, adesso, sì, adesso pensiamo a questa teniamo sfida, accesa poi. la fiammella, va. Teniamo accesa la fiammella. Vediamo che cosa succede. Intanto ci fanno vedere queste immagini che arrivano dal San Vito, insomma non vi possiamo mostrare i tifosi perché non ci sono, hanno atteso la squadra all'inizio all'arrivo allo stadio e hanno cantato cori, intonato cori, striscioni, carica. Non erano molti per la verità. Ma forse secondo me anche per la pandemia. Qualcuno anche, diciamo anche la perché pandemia è una non... scusa. Post-Empoli, la batosta post-Empoli secondo me ha lasciato... Col Pescara c'ero anch'io lì a cercare di dare l'incoraggiamento, ma la batosta post-Empoli ha lasciato ferite grosse. Eppure si parlava di un calendario più facile, non mi sembra che sia stato così tanto facile. Che cosa è mancato secondo voi? Iniziamo dall'avvocato. Nell'ultimo mese o nella stagione? Diciamo perché nella stagione potremmo scrivere un libro. Va bene. Nell'ultimo mese probabilmente, non lo so, per me la posizione del direttore sportivo e la posizione di molti contratti in scadenza hanno inciso molto. Forse diciamo in un certo momento, magari la vittoria con l'Ascoli ci aveva caricata, abbiamo sottovalutato forse la giornata successiva e la partita con il Venezia, abbiamo preso questa scivolata pesante e ora rialzarsi sembra impossibile. Cosa è mancato in questo mese? I punti contro le dirette avversarie. Lì non puoi sperare di vincere con l'Embolo, di vincere col Monza. Le partite da vincere erano quelle prime, precedenti, che hai perso tutte quante, per cui è chiaro che la situazione è precipitata, poi è difficile raddrizzare una barca sapendo di avere una squadra fragile, che non ha questa forza di ribellarsi alla situazione. Il trend lo prendi, è difficile cambiarlo, anche perché poi, parliamoci chiaro, abbiamo una difesa insomma, che fa veramente acqua da tutte le parti. Salviamo Falcone che ci avrà salvato 20 gol in questa stagione, ma insomma voglio dire... No, e io a proposito della difesa, molti tifosi ci chiedevamo un paio di mesi fa, ecco, la classifica, però avevamo una difesa discreta. A questo punto devo pensare che era un ottimo portiere. Sì. Ci ha salvato una ventina di gol. Più che una difesa, perché i difensori sono rimasti quelli. È vero che a centrocampo abbiamo perso per infortunio Petrucci, ma non è Petrucci era un giocatore di impostazione più che di filtro, quindi in fase difensiva in sé per sé abbiamo perso poco e allora ci siamo affidati a questo San Falcone, San Vladimiro che speriamo faccia il miracolo anche lunedì prossimo. Nelle prossime 3 partite, voglio dire. Prossime Quindi 2. Tu guardi già oltre. 3 per guardi già oltre. Voglio sperare che arrivino tutte e 3. Speriamo. Abbiamo visto che il mister non ha schierato dai primi minuti Tremolada. Questa scelta come mai?
Anche perché, se non sbaglio, nella partita con l'Empoli, ma con il Pescara, era stato decisivo, insomma, come È stata una scelta calciatore. tattica, a sentire anche i commentatori di DAZN, era per mettersi a specchio con il Monza. Peccato però che l'immagine che si riflette non è la stessa. Non è la stessa, soprattutto in classifica, io dico. No, ma anche come qualità. Il Monza Fatemi passare la ha fatto battuta, vedere ma... 2 o 3 trequartisti di notevole qualità. Vabbè, poi sono entrati Balotelli e De Rica, hanno fatto la differenza, però la qualità proprio dal possesso palla si vede. Noi non riusciamo a fare, quando la palla arriva sulla sinistra bassa c'è solo un lancio da 50 metri dove va, e non è questo il gioco del calcio, mi dispiace proprio, no, sono veramente deluso da alcune cose. C'è qualche commento di qualche tifoso che ci sta arrivando, che dice siamo già retrocessi in Serie C? Io dico teniamo aperta questa porta fino a che la matematica non ci condanna definitivamente, e poi nella prossima settimana tireremo le somme, daremo le colpe, come abbiamo sempre detto in questa stagione, vedremo di chi sono le responsabilità di una ipotetica retrocessione, se ci sarà, oppure magari, come hanno detto anche i supporters di Cosenza nel Cuore, avvocato, insomma, bisognerà mettersi a tavolino una volta per tutte, anche se ci dovessimo salvare, e non senza fare le sfilate, perché è una bella cosa, insomma, la salvezza, però... Sono d'accordo con questa ipotesi. Speriamo di salvarci, ma una volta salvati bisogna per forza tirare le somme, avere un confronto serio, duro, determinato e decisivo, perché così Cosenza non può andare avanti. Questo è l'obiettivo di Cosenza nel Cuore, cioè paradossalmente, proprio se dovessimo salvarci, come speriamo tutti, bisogna evidenziare, per non ripeterle più, i macroscopici errori che sono stati compiuti quest'anno. Perché quando va tutto male è facile sparare, e proprio quando le cose vanno bene. Lo scorso anno non abbiamo compreso a fondo che cosa è successo, e certe polemiche che avremmo dovuto fare sono state ammandate dalla grande impresa a distanza di 3 mesi. E anche dalla pandemia, dico io, perché sì, magari ma diciamo che eravamo nella fase agostana, fine luglio, eravamo un tantino più liberi, però voglio dire, ecco, probabilmente se quel tipo di valutazioni fosse stata fatta già un anno fa, forse oggi saremmo a raccontare un'altra storia. Va fatta, in ogni caso va fatta. Assolutamente. Nel bene e nel male. Va fatta una disamina e cercare di mettersi tutti insieme per rifondare, per risollevare le sorti del calcio cittadino, perché il Cosenza non merita assolutamente la retrocessione, e quindi sia per la piazza, per il blasone, per tante cose. La retrocessione è per come come la meriterebbe pure, dice, però non meriterebbe stare in Serie C, quindi bisogna, se dovesse arrivare la salvezza, come tutti speriamo, tirare le somme, fare chiarezza sui programmi e cercare di non commettere gli errori macroscopici, per come diceva l'amico Cuozzo, che sono stati fatti quest'anno e l'anno scorso anche. C'è l'Ascoli, che è stata il Cosenza dell'anno scorso, possiamo dire così, la sorpresa, ha preso la rincorsa e piano piano, insomma, è arrivato alla salvezza, nonostante, insomma, noi con l'Ascoli, se non ricordo male, abbiamo vinto sia all'andata che al ritorno, quindi, insomma, sono delle partite che poi, ecco, stiamo vedendo che qualche tifoso, dalle immagini del nostro Massimiliano Fino, forse si è assiepato là dietro i cancelli per far sentire la propria rabbia, la propria voce, magari dire mettetecela tutta in questi ultimi 90 minuti e poi vediamo di giocarne altri 180, così. Per la speranza. C'è qualcuno che mi chiede quali uomini far giocare in una sfida come quella di lunedì? Ma questo è un ruolo che spetta esclusivamente ad Occhiuzzi, il quale ovviamente cercherà di mettere quella che secondo lui è la formazione migliore, ma io penso che in questa settimana bisogna lavorare molto sulla testa, perché tecnicamente questi sono e questi rimarranno anche fra 7 giorni. Ci può essere uno scatto solo mentale, quindi è la testa che deve lavorare in questi 7 giorni, metterci di più della buona volontà, ci vuole molta più determinazione, molta più cattiveria, che onestamente io non vedo.
Vedo in collegamento in bassa frequenza Antonio Clausi di Cosenza Channel. Buon pomeriggio Antonio, sei ancora lì allo stadio perché tu hai seguito la partita se non sbaglio. Sono appena rientrato, sono appena rientrato. Allora, quali erano gli umori lì allo stadio? Ovviamente dopo l'ennesima batosta, lo abbiamo detto anche qui in studio, perché magari il Cosenza ha retto per un tempo, poi la maggiore qualità del Monza nel il secondo tempo con i cambi è venuta fuori. L'umore è sospeso, nel senso che da un lato c'è la consapevolezza di una squadra che almeno all'apparenza sempre allo sbando, 3-4 gol incassati ogni partita, darebbero davvero poca fiducia per il futuro, per questo spareggio anticipato di Pordenone. L'altra faccia della medaglia non può che essere quello che il Cosenza, a differenza di Reggiana e Pescara, è ancora in Serie B. Ci aggrappiamo a questo, ci aggrappiamo alla possibilità che il calendario ci regala di giocarci il tutto per tutto a Pordenone contro una squadra che può fare quello che ha fatto il Perugia l'anno scorso, cullarsi dopo il calciomercato di aver conquistato una posizione di classifica serena, tranquilla, magari non avendo fatto i conti con l'Oste, e l'Oste deve essere il Cosenza. Non c'è altro da dire, bisogna che ribadisco, il presidente Guarasci in questo caso deve spronare in qualche modo la squadra, sa lui come fare, non voglio dire altro. Occhiuzzi è chiaro che tanto quanto, perché dopo 37 partite il Cosenza è questo, si gioca semplicemente sulle corde dei calciatori, sulla testa dei calciatori. Se i calciatori ancora ne hanno, vanno a vincere a Pordenone, e da lì poi credo che la situazione possa considerarsi in discesa, se non altro per il fatto che, dimostrando di essere in grado di battere il Pordenone in casa loro, si incute timore e si fanno crollare le certezze di quelli che poi sarebbero anche gli avversari nella post-season. Però ribadisco, serve una squadra completamente differente da quella non ammirata adesso. E poi non ascoltavo perché non riuscivo a vedere le immagini. Chi in studio sottolineava il fatto che, chiusa questa stagione, bisogna un attimo tirare la linea, capire quale nuovo progetto può nascere a Cosenza, perché ritengo che l'era Guarascio possa, come dire, volgere ai titoli di coda qualora il presidente non cambi marcia e non entri in sintonia, finalmente aggiungerei, con la città e i tifosi dei Lupi. Antonio, l'ultima cosa, so che poi insomma sei impegnato ovviamente per lavoro, quindi ti lasciamo andare, e qualche giorno fa è uscito proprio su Cosenza Channel questo paracadute della Serie B, in pratica quasi 1 milione in meno rispetto all'anno scorso. Raccontaci tu un po' qual è il succo della vicenda. C'è questo fondo per le formazioni retrocesse, questo fondo paracadute, era di 5 milioni e mezzo, soltanto che nell'assemblea di Lega del 30 aprile è stato decurtato di 1 milione, quindi anziché 5,5, 4,5, da destinare alle 4 compagini che retrocedono in Serie B. In Serie C i 3 sono già retrocesse, le conosciamo, sono Entella, Reggiana e Pescara. Nella malaugurata ipotesi che dovesse incappare il Cosenza prenderebbe una cifra di circa 1,5 milioni insieme al Pescara. A questo 1,5 milioni chiaramente poi andrebbe sommata la seconda rata della cessione di Baez, i soldi dell'affare Falcone, i soldi della valorizzazione dello stesso Falcone e i soldi della valorizzazione di Cone. Insomma, nella malaugurata ipotesi che il Cosenza non dovesse vincere a Pordenone e che non dovesse poi vincere anche gli spareggi salvezza, ci sarebbe comunque una base importantissima dalla quale ripartire e da utilizzare per ritornare nell'immediatezza in Serie B, perché non dimentichiamolo, anche al presidente Pagliuso capito di retrocedere, andò in televisione dagli studi di Teleropa Network e disse, garantendo alla città una pronta risalita. Bene, io mi aspetto che Guarascio, ribadisco ancora, qualora il Cosenza retrocede, bla bla bla,
faccia la stessa cosa, a maggior ragione che è questo grosso paracadute e questi fondi che in maniera assolutamente legittima e in maniera assolutamente oculata ha saputo mettere da parte. Grazie Antonio, grazie mille per questo collegamento, ovviamente ti ringraziamo, ci risentiremo nelle prossime settimane. Grazie a voi. Buon lavoro con Cosenza Channel. Insomma, parlava Antonio di questo paracadute, però ovviamente c'è la speranza di aggrapparsi fino all'ultimo secondo, però anche se 1,5 milioni rispetto ai 4 milioni che solitamente dalla Serie B c'è una differenza sostanziale. No, i 5 milioni e mezzo sono sempre una cifra da dividere. Diviso 4. Diviso 4. Adesso manca 1 milione diviso 4, quindi 250.000 euro in meno. Comunque rimangono sempre 1.125.000 dispari, per cui insomma non è una grossa base, è una base però, sulla quale va messo l'investimento societario. Non si può pensare di gestire soltanto il paracadute, perché con questo paracadute è difficile pensare di poter allestire una squadra per risalire. Ci vuole un investimento societario, ci vuole una programmazione societaria complicata, perché si parte da zero. Il problema è che il Cosenza ogni anno riparte da zero, quindi partire da zero ed arrivare a 7-8 è complicato. Se parti da 5 arrivare a 6 o 7 è molto più facile, questo è il problema. Ancora più zero perché c'è anche il direttore sportivo che è in scadenza di contratto e che quindi è dato da tutti come partente. Questa sarebbe la goccia che va mancanza meno grave, non è questo il problema. Sì, però fa un po', io ricordo... Specie, no? Magari a trovare un accordo prima con un direttore sportivo. A febbraio sono stato qui l'ultima volta tuo ospite e già si parlava... C'era anche il presidente, abbiamo parlato. Se ricordi si disse il quadrimestre bianco, uscì Cosenza, il magazine di Cosenza nel cuore con questo titolo, il quadrimestre bianco, cioè che si farà da qui all'inizio del campionato? Praticamente non si è fatto nulla, quindi non solo ricominciamo a doverci guardare intorno, e fu una delle mie domande da giugno, ma dovremmo ricominciare anche velocemente. E quel che mi fa paura è che notoriamente la velocità non è una tempistica della società. Non è una caratteristica. Non sono tempi caratteristici della società. Sì. Ma forse anche queste ultime uscite, nelle ultime settimane, anche del tecnico, si pensava ad un cambio, poi è rientrata la cosa, insomma, hanno un po' destabilizzato anche l'ambiente. Non so se hanno destabilizzato, sicuramente certificano la confusione in cui vive la società e la confusione non può generare profitti, ma genera sicuramente disastri, è normale. Certo, come lo vedi Occhiuzzi, cioè ripartire ancora da questo allenatore nonostante i 3 anni di contratto? Vabbè, questo gli anni di contratto, i contratti storicamente non sono un problema. Cioè non sono un problema, anche perché mi sembra che richieste, almeno da quel che si è letto, insomma ce ne sarebbero. È indubbio, allora qui dobbiamo... parlarci chiaro. Non so se sarà d'accordo anche l'amico Renzo, il progetto tecnicamente è fallito, quindi lasciamo stare discorsi inerenti alla gestione sul piano societario, e quelle sono altre situazioni, altre responsabilità, ma il progetto tecnicamente è fallito. Se vogliamo andare un po' anche a vedere quello che doveva essere la mano dell'allenatore da vedere nell'ambito di questa squadra. Probabilmente è fallito anche perché alcuni elementi che caratterizzavano anche all'inizio di questa stagione questo progetto non sono stati adeguatamente sostituiti, ma non come valore tecnico, come gamba, come caratteristiche di dinamismo, perché è un progetto tattico e tecnico che richiede grosso dispendio di energie e grossa forza. Quindi ad oggi è fallita a prescindere da quello che sarà il risultato finale. Il risultato di Pordenone verrà dalla testa, verrà dal cuore, verrà dalle gambe, non sicuramente da un discorso tecnico-tattico. O di programmazione. Ci fermiamo che c'è la pubblicità, torniamo tra pochissimo per la seconda parte di Anteprima Sport.
Seconda parte di Anteprima Sport, ancora dal San Vito ci stanno sì. arrivando delle immagini di alcuni tifosi, le andiamo a commentare insieme, con lo striscione in mano, insomma stanno attendendo forse l'uscita della squadra, evidentemente non dico contestare, ma per far sentire la loro voce, perché insomma c'è poco da contestare, avvocato, da qui. La squadra ha giocato, purtroppo l'abbiamo detto anche all'inizio trasmissione, i valori quelli sono, non è che si poteva fare di più, la grinta magari anche se non sbaglio io ho visto non tutta la gara, però nei primi 45 minuti il Cosenza ha retto, ha giocato, poi ci sono dei limiti come abbiamo detto prima che hanno alcuni giocatori dei limiti tecnici, dei limiti anche di forma, non lo so, insomma è proprio una stagione iniziata, non dico male perché all'inizio il Cosenza ha retto per un po' di partite, forse questa serie di pareggi ha dato una spinta importante. La fase difensiva lasciamola stare, sappiamo i problemi che ci sono, anche nonostante abbia messo due mediani di rottura a tirare pallate e calci. Parliamo della costruzione. Quante volte e come il Cosenza è arrivato al limite dell'area di rigore avversaria? Lancio lungo su Carretta, nient'altro. Nient'altro. Cioè troppo poco. È tutto l'anno che va così. E per fortuna Carretta oggi ha fatto una buona partita, si è reso pericoloso, ha creato grandi difficoltà su quel lato alla difesa del Monza. Però è l'unico sbocco che avevamo oggi, troppo poco, veramente troppo poco. Stiamo aspettando anche di sentire le parole del mister perché mi hanno dato adesso conferma che parlerà, insomma, da qui a poco. Alcune domande dei colleghi giornalisti stanno arrivando, insomma, nella chat del Cosenza Calcio. Vedremo che cosa dirà, ma le colpe, l'abbiamo detto, vanno divise equamente, non solo, anche magari il mister, io lo dicevo qualche settimana fa, qualcuno mi ha anche un pochino redarguito. Forse, avvocato, doveva battere un po' di più i pugni e dire è andato via Baez, è andato via Bruccini, perché non sono arrivati giocatori di qualità che potessero magari dare garanzia a questa squadra, almeno garanzia di salvezza, di lottare per non retrocedere. L'originario progetto tattico di mister Occhiuzzi era questo 3-4-1-2, 3-4-3, partendo dall'idea dello scorso anno, perché magari Baez un po'... Come spesso capita quando i calciatori vanno via, poi è sempre verde l'erba del vicino dove vanno a giocare. Forse lo abbiamo apprezzato poco qui a Cosenza, era un giocatore che caratterizzava il modulo tattico e la presenza in campo della squadra sia in fase difensiva che in fase offensiva. Ora, a prescindere dall'aspetto tecnico, è un modulo che richiedeva degli interpreti con particolari caratteristiche fisiche, atletiche. È chiaro che poi anche la tecnica deve fare del suo. Diceva ovviamente Renzo, palla a Carretta, palla fai tu a Carretta. Ma quanti scatti può fare Carretta a tempo? 2 o 3 scatti importanti. Poi è finito, quindi devi avere una serie di calciatori che accompagnino l'azione con quel tipo di gamba. Certo. Volendo parafrasare, io ricordo il primo anno di Giorgio Roselli qui a Cosenza, sì, che aveva tutta una sequela, giocava in contropiede, gioca in contropiede Roselli come caratteristica, che aveva tutta una sequela di giocatori bravi nell'elastico. Statella è venuto successivamente, Calderini stesso, Ciangio, c'era un ragazzo Tortolano che anche era uno molto veloce che si lanciava negli spazi e in contropiede eravamo pericolosissimi. Man mano che sono passate le stagioni, partito Ciangio, partito Tizio, partito Caio, partito Sembronio, rimanemmo l'ultimo anno solo con Statella e fu la stagione peggiore di mister Roselli. Per certi versi questa stagione, se tu parti con delle caratteristiche, lo scorso anno hai ricostruito il gruppo con certe caratteristiche anche atletiche e fisiche di certi giocatori, durante il corso della stagione li sei andati a perdere, motivo per cui le condizioni a cui siamo arrivati non devono sorprendere nessuno. Certo.
Mi scrivono, qualcuno mi ha scritto quali sono le parole che dovrà usare, cosa dovrebbe dire, ecco, il mister ai giocatori prima della partita di lunedì. Ci vorrebbe la sfera di cristallo. Io penso tutte le parole che ha usato in queste settimane, Io penso che chi meglio di lui che conosce tutti i giocatori, perché giornalmente ci vive 3-4 ore, quindi sa cosa gira nella testa di uno, dell'altro e dell'altro, lui dovrebbe sapere quale corde toccare per ognuno di loro, per cercare di, come dire, di dare una scossa mentale ad ognuno di loro. Le parole le sa, le dovrebbe trovare lui, è il suo mestiere, se no prendiamo uno psicologo e lo mettiamo là a vedere. Una volta si parlava di motivatori, ecco, intorno alle squadre di calcio. Non c'è più tempo adesso, deve motivarli lui da lunedì, da quando sarà. Anche perché lui rappresenta la cosentinità, voglio dire, lui e il suo gruppo, lo staff tecnico, sono, tranne Sueva se vogliamo, e Angelo Corsi che è un cosentino adottivo, potremmo dire, loro rappresentano la cosentinità, su questo devono battere. Anche perché i giocatori sono... Insomma, non lo so, vanno in pullman... o in treno. No, voglio dire, l'ultimo treno posso sicuramente. fare una battuta, vanno in pullman, io manderei le partite che so dello spareggio di Pescara, farei vedere le immagini del gol di Tutino con la radiocronaca di Giuseppe Milicchio d'accompagnamento, le immagini di quel Salernitana Cosenza con Urban che veniva falcidiato in campo, si alzava e poi gli abbiamo fatto la partita. Questo potrebbe essere una buona idea. Questo gli un ecco il concetto di cosentinità e quindi ripercorrere un po' la storia. Oppure fare leggere su Facebook i commenti che fanno i cosentini, che non sono cosentini ma che sono cosentini, tipo Gigi Simone o Alberto Urban o Claudio Lombardo, tutta questa gente che non fa altro che seguire il Cosenza da lontano a distanza di 20 anni e continuare a tifare, ad incoraggiare e a spingere per cercare di restare in Serie B. Quelli sono esempi da seguire, questo dovrebbero fare. Seguite quegli esempi, quella gente che ha meritato di essere cosentini adottivi veramente. Intanto il nostro regista ci sta facendo vedere la classifica, io stavo spulciando un po' quello che è l'andazzo, ecco, del Pordenone in questo campionato. Il Pordenone che è riuscito ovviamente a pareggiare, a strappare questo punto importante a Venezia, però era reduce da 2 sconfitte consecutive, quella con la Reggiana e con la Salernitana, e ovviamente insomma è un Pordenone che in casa, tranne nel girone di ritorno vedo, tranne che con Vicenza e Cittadella, ha sempre o vinto o pareggiato. Vabbè, diciamo che i numeri, insomma, le statistiche... Diciamo che questo punto che ha preso a Venezia serve più per il morale che non per la classifica, per 42-41 per il Pordenone non cambia assolutamente nulla. Fa morale, bene, vuol dire che è una squadra in salute che quindi fa ancora più paura a dover affrontare, però il punto in più in classifica non cambia assolutamente nulla. Però, Avvocato, forse il Cosenza in questo campionato sta dimostrando magari che le gare in esterna gioca meglio. Lasciamo stare l'ultima. No, è una leggenda metropolitana, ormai abbandonata. Quindi è inutile affrontarla la tematica. Non lo guardiamo proprio. No, qui bisogna ripeto, c'era un film una volta, c'è un film, Arancia Meccanica, dove per una sorta di elettroshock fanno una cura al protagonista che era un vecchio gangster, fanno una cura particolare, ecco. Gli fanno vedere buone immagini, buone cose delicate e gli fanno questa sorta di lavaggio del cervello. La squadra ha bisogno di questo. La squadra ha bisogno di questo ricaricare. La mia è una battuta, ma fino a un certo punto. Vedere le imprese, ci vuole il cuore di Salerno, ci vuole il cuore di Pescara di Gigi Marulla, ci vuole una lettura attenta delle frasi che spesso gli ultra mettono sugli striscioni al ricordo di Gigi. Ci vuole rivedere le immagini della cavalcata dei playoff. Io perché temo il Pordenone? Perché il Pordenone per 8 undicesimi o giù di lì è la squadra che ha conquistato la B.
quindi hanno un legame particolare, Sì. sono un gruppo particolare in questo momento, che la può mettere sul piano del legame, e hanno 2 o 3 elementi, tra cui il figlio di Gigi D'Agostini, il terzino sinistro di Di Agostini, l'ex giocatore della Juventus, che è un po' l'anima pordenonese doc, è un po' l'anima, e quindi questo temo degli avversari lunedì, ed è con le stesse armi che li dobbiamo affrontare. Non guardiamo come giochiamo, come non giochiamo, chi deve giocare. Ecco, l'unico, diciamo, se proprio volessimo andare a fare in 4 il capello, mi aspetto una partita da revenge, da rivincita alla grande di Tremolata. Di Tremolata. Sì. Anche perché adesso non ci sono alibi, quindi non possiamo neanche attendere i risultati da altri campi. Il campo per concentrarsi è quello che si ha davanti, la sfida è con il Pordenone, quindi insomma solo là si potrà decretare se il Cosenza torna da Pordenone, no, da Lignano Sabbiadoro se non sbaglio giocano, retrocesso, oppure torna con la speranza di giocarsi ancora 2 chance, perché poi si giocherebbero andata e ritorno, certo, i play-out, quindi insomma altre 2 chance per cercare di rimanere aggrappato con le unghie e con i denti, azzannare questa categoria, questa Serie B. Intanto i nostri tecnici stanno preparando le parole di Occhiuzzi dette nel post gara. C'è qualcuno che insomma è demotivato dei nostri telespettatori, dice Occhiuzzi sbaglia sempre la formazione, tutti i giocatori soffrono di una sudditanza psicologica, parlate ancora di salvezza, siete patetici. No, noi non siamo patetici, restiamo aggrappati alla matematica, non vogliamo dare ulteriori speranze né ai tifosi, insomma, né a chi ci segue. È per una questione che ancora è tutto aperto, perché se il Cosenza dovesse vincere a Pordenone sarebbero 4 le lunghezze di vantaggio del Pordenone sul Cosenza. Infatti il nostro regista Luca Chito ci mostra la classifica, e quindi insomma fino a 4 punti si giocherebbero questi spareggi per non retrocedere, ecco. E quindi cioè, non è questione di essere patetici, è questione di attenersi alla realtà. Quello che guardiamo la classifica insieme, perché non ho controllato bene, ma la Regina invece può ancora aspirare a qualche chance per aggrappare i playoff, perché va bene, l'Empoli è già promosso in Serie A già dalla scorsa partita quando ha giocato con il Cosenza. La Salernitana è a 2 lunghezze di vantaggio dal Monza, quindi dipende solo da lei, dalla sfida insomma, che si giocherà nell'ultima gara, perché poi non so gli scontri fra Monza e in vantaggio il Monza, quindi dipende tutto dalla Salernitana. E poi quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, se non sbaglio, fino alla SPAL sono in lotta per andare nei playoff. Quindi la Regina ancora ha questi ultimi... Una fiammella anche per la Regina. Anche più tenua di quella del Cosenza. Una fiammellina giusta. Però sicuramente a Reggio Calabria insomma, la situazione è completamente diversa. Magari si era partiti con obiettivi di arrivare magari nei playoff, oppure di vincere il campionato. Però già il fatto di trovarsi a metà classifica, a pochi punti hanno salvato la stagione, per come si era messa hanno salvato la stagione, si era messa male anche per loro. Poi forse quel cambio tecnico arrivato nel momento giusto, nel senso che insomma c'erano alle porte la sessione invernale del calciomercato, e quindi si poteva intervenire anche in favore del modulo di Baroni e non del precedente toscano. Il direttore sportivo è riuscito a portare 11 giocatori, lo ricordo, quindi ha cambiato quasi metà della rosa. E questa Regina insomma si vede, lotta per arrivare magari a quella piccola speranza di agguantare. Ma loro hanno un presidente che rischia, la Regina. Rischia. Sì, investe, rischia. Investe. Ecco. Rischia. Un presidente che ha cercato di, già dal suo arrivo, di investire, di puntare, infatti già la Regina è salita l'anno scorso, quest'anno voleva già puntare in alto, ecco. Sì, le basi ci sono, ecco, parte da 6 per arrivare a 7-8 la Regina. Non parte da 0 come facciamo noi ogni anno. Io però 2 cose vorrei dire prima di andare a
Sì, a parlare ovviamente certo Renzo, anche perché parliamo di cioè là si gioca per i play-out, Sì, ma mentre voi giocate per i play-off. prima ancora di dire che c'è una squadra che gioca per andare in Serie A1 a Cosenza, Certo. sempre col pallone da calcio, Da ma calcio futsal, però, calcio a 5. Io vorrei dire che come andrà, vediamo come andrà, speriamo in una salvezza. E in ogni caso il problema non cambia, non c'è da fare una contestazione che disperde energie. Stare lì a contestare significa sprecare energie per quello che invece bisogna fare. Non bisogna contestare, bisogna chiedere programmazione, collaborare per programmare, perché se no si perdono giorni, settimane a contestare e saremo sempre punto e da capo, non cambierà nulla. La contestazione, tanto si sa, ormai tutti hanno detto quello che pensano sugli errori fatti, sugli errori tecnici, sulla struttura tecnica, su un presidente che non vuole investire, su una squadra che ha zero capitale di parco giocatori, di un direttore sportivo che è senza contratto e probabilmente se ne andrà. Si sanno, è inutile contestare, bisogna cercare di programmare il futuro, con serenità possibilmente. Io vedo intanto in bassa frequenza anche Franco Segreto che si è collegato con noi perché Franco ha seguito anche lui la partita allo stadio. Buonasera, come è sembrata la gara? Ho avuto solo qualche piccolo problemino di connessione. Intanto buonasera, saluto te Anna, saluto gli ospiti e l'amico Renzo Andropolo e l'avvocato Quoz. Anna, che vuoi che ti dica? Forse avevamo sperato dopo il primo tempo in cui il Monza ha fatto un po' di allenamento, non di più. Mi sembrava un allenamento per prepararsi ai playoff, perché la qualità della squadra è quella che è. Cosenza aveva tenuto discretamente bene, Chiuzza ha cambiato passando ad un 5-3-2, 3-5-2 in fase offensiva, però insomma qualche palla l'ha avuta il Cosenza, specie ad inizio ripresa, ma nel momento in cui è venuta fuori la migliore qualità del Monza e con i cambi che ha fatto Brocchi, e sono stati 3 campi devastanti, perché sono entrati Balotelli, Del Rico e Diop, quelli che in effetti hanno poi chiuso la partita. Cosenza che ha dimostrato i soliti limiti sotto porta e ha avuto qualche occasione con Carretta, che secondo me è stato l'unico che ha attaccato la profondità, qualche altra buona giocata con Sciaudone, sempre su Carretta sulla destra che gli ha rimessa al centro, al rimorchio, e lì poteva essere veramente una buona battuta verso la porta del portiere De Gregorio, senza dimenticare che comunque ha fatto delle buone parate il nostro portiere Falcone, che è stato uno dei migliori in campo insieme secondo me a Carretta. Però onestamente una squadra che subisce, mi pare, 3-6-9, 13-14 rete nelle ultime partite, insomma 3 a Venezia, 3 a Pisa, 4-3-7, 3-10-13, insomma 3 oggi. Mi sembra una squadra in disarmo, mi sembra una squadra che non ha grande condizione fisica, mi sembra una squadra che non ha granché dal punto di vista psicologico, come ho scritto questa mattina anche sul Corriere dello Sport. Mi aspettavo a livello mentale praticamente una reazione che non ho visto, perché questa è una squadra, l'ho scritto più volte, lo sto dicendo da replay da una vita, poi dicevo al direttore Attilio, che saluto, Sabato, che prenderò qualche mia registrazione del mese di novembre-dicembre, quando dicevo che questa era una squadra che aveva proprio pochissima cattiveria agonistica, una squadra Franco, con poca intanto ti interrompo perché stiamo vedendo con le nostre immagini dell'operatore Massimo Fino che si trova lì davanti allo Stadio San Vito, la squadra che evidentemente è scortata dalla polizia, però insomma non erano tantissimi i tifosi che erano lì davanti, c'è anche ovviamente seguito penso dal Monza l'altro pullman che stiamo vedendo inquadrato, quindi insomma non erano tanti i tifosi che contestavano lì davanti, ovviamente anche loro hanno voluto far sentire la loro voce perché magari si giocano questi, l'abbiamo detto anche prima, questi 90 minuti per poi giocarsi anche altri 180 minuti e sperare proprio con il lumicino in questa salvezza. L'abbiamo visto anche, eccoli, i tifosi che sono assiepati proprio lì davanti i cancelli diciamo l'antistadio, ecco, davanti allo Stadio San Vito. Io, Franco, prima di continuare con te, volevo, siccome poi Renzo dovrebbe lasciarci, volevo chiudere un attimo questa parentesi, perché abbiamo parlato di play-out con il Cosenza, ma c'è un'altra squadra che invece sabato giocherà
i playoff e della Pirossigeno Città di Cosenza. Sì, la E noi Pirossigeno. ovviamente auguriamo il meglio sia a una che all'altra. Speriamo di poter brindare Festeggiare, insieme. È difficile per il Cosenza Calcio, ma è altrettanto difficile per la Pirossigeno, perché Stiamo i vedendo playoff, le immagini proprio, Renzo, sì, degli playoff- allenamenti. I playoff di Serie A di futsal sono piuttosto lunghi e complicati, però dopo questa stagione brillante che la Pirossigeno Città di Cosenza ha sostenuto, ce li giochiamo con grande tranquillità e grande serenità. E senza grandi proclami, però un pezzettino di pensierino a fare meglio e a fare bene c'è all'interno del gruppo. Un gruppo di ragazzi favolosi, allenati benissimo da mister Tuoto, Lo diciamo grazie spesso. anche a un'organizzazione societaria che la sente alla perfezione, con il direttore generale Ettore David che sta lì ad incastrare tutte le tessere settimana dopo settimana, a far stare tutto l'ambiente come focalizzato sul pezzo, come si suol dire. Insomma, le cose vanno bene, già si sta programmando per il futuro, ma questi playoff ce li vogliamo giocare alla grande, divertendoci e perché no, cercando di fare qualche bel risultato. C'è questa gara da affrontare con il Regalbuto. Sabato Sì. si inizia al Palaferraro. Al Palaferraro, sì, sabato alle 16 c'è questa gara con il Regalbuto. Questa fase di playoff si gioca in gara secca. Chi vince fra Pirossigeno e Regalbuto passa alla fase successiva. Si aspetta la vincente fra la Polistena e Bernalda, il Bernalda allenato da un cosentino, Francesco Cipolla. Francesco Cipolla, che salutiamo. Quindi noi facciamo l'in bocca al lupo alla Pirossigeno Città di Cosenza e speriamo, Renzo, di parlarne anche nelle prossime settimane, perché vorrà dire che avete superato avanti, questo scoglio e quindi... Speriamo di parlarne ancora. L'unica cosa che ci dispiace veramente è non poter ospitare tutta la gente che ci chiede di poter venire a vedere la partita, perché purtroppo le misure Covid ci costringono ad avere al massimo 35 accrediti puntualizzati, per cui è una cosa che ci dispiace moltissimo. Però si può seguire su Facebook. Si può seguire in streaming sia sulla nostra pagina Facebook che sul nostro sito www.cittadicosenza.it. Sarebbe stata una partita tutta esaurita al palazzetto di Via Popiglio, sicuramente. E noi speriamo di brindare, come dicevi tu, insieme al Cosenza, uno per un traguardo importante e l'altro insomma per la salvezza importante anche questa. Ecco. Sì, speriamo di divertirci, noi ci speriamo di divertirci, il Cosenza speriamo che si salva e noi aspettiamo, quello che verrà prendiamo con gioia. E noi ringraziamo anche Renzo Andropoli, andiamo a sentire invece le parole di mister Occhiuzzi, è pronto il collegamento. Giusto pensare alla prossima, andare ad affrontare da veri lupi, giusto il fatto che abbiamo fatto un buon primo tempo, una buona prestazione contro una corazzata e quindi i ragazzi hanno gamba, sono vivi e dobbiamo andare a fare quest'ultima battaglia. Quindi abbiamo davvero dobbiamo avere testa e gambe a questa gara. Domani mattina, già da adesso sono partite un po' le terapie, domani mattina faremo il punto della situazione, domani pomeriggio abbiamo il resto, quindi domani è una giornata proprio per recuperare le forze, poi dopodomani si riparte, è vero, si deve partire con tanto coraggio, tanta forza, siamo vivi, siamo dentro, è importante essere dentro adesso e ci lottiamo questi ultimi 90 minuti. Dobbiamo avere la forza di andare a vincere a Frosinone, anche perché oggi la squadra contro una corazzata comunque non è stata lì a guardare, cioè ha creato pure 4 occasioni da gol, quindi la squadra non voleva guardare i risultati avversari, è normale, dopo la sconfitta siamo stati con l'orecchio, con gli occhi al telefono, insomma, per vedere un po' come andava a finire la Reggiana, quindi il discorso è questo, siamo dentro, bisogna andare a vincere a Pordenone. C'è l'ansia della classifica, proprio l'ultima dove ti giochi tutto per poter fare i play-out e quindi non puoi avere quest'ansia mentale dopo la preoccupazione, ecco, la preoccupazione ti va, sono uomini calciatori, quindi hanno la testa al risultato, hanno la testa all'obiettivo, un obiettivo che ho sempre detto dobbiamo raggiungere anche all'ultimo secondo, lo dobbiamo raggiungere, quindi ci dobbiamo mettere tanto cuore in campo a Pordenone. Parole di mister Occhiuzzi, insomma Franco, le sentiamo da diverse settimane, però mi dicono che incombe la pubblicità, ritorno con te subito dopo la pausa.
Terza parte di Anteprima Sport. Franco, ci eravamo lasciati con te, abbiamo sentito le parole di Occhiuzzi, siamo vivi, insomma sono parole che sentiamo da diverse settimane, magari sono parole che ci si aspettava dopo la vittoria con il Pescara, ma magari dopo queste due batoste, chiamiamole per come si devono chiamare, importanti, con Empoli prima e con Monza poi, insomma il Cosenza deve dimostrare di essere vivo adesso a Pordenone, perché come abbiamo detto qui in studio, cioè, non ci sono più alibi, ancora, ecco, queste invece sono le immagini, allora quei due pullman di prima erano i pullman del Monza, ecco, perché erano insomma, di una nota azienda calabrese, questi invece è il Cosenza che lascia lo Stadio San Vito per l'ultima volta, o possiamo dire speriamo non per l'ultima volta, perché poi ci saranno queste due sfide, sempre se dovesse vincere, accorciare quindi le distanze con il Pordenone e poi giocarsi una gara d'andata e una di ritorno, ovviamente sempre con il Pordenone. Però lo dicevamo in studio, non ci sono più alibi, non bisogna guardare più sugli altri campi, bisogna scendere in campo, azzannare, vincere e portare a casa la vittoria, così in modo da poter giocare l'ultima chance dei play-out. Adesso dovranno dimostrare se sono uomini davvero questi calciatori, dovranno dimostrare il loro valore. Ecco. Anna, quello che dici tu è giusto, però io non so come reagirà la squadra. La squadra vista oggi, ripeto, nel primo tempo non mi è dispiaciuta perché, come dicevo nel mio primo intervento, il Monza ha fatto le prove di un eventuale playoff, diciamo che si è schierata col 3-5-2, cosa che da 2 o 3 settimane sta provando Brocchi. Ha cambiato rispetto alla partita scorsa un solo elemento, esattamente Colpani, che è entrato al posto di Barillà. E detto questo, il Cosenza si è schierato a specchio e ripeto, è importante, come dici tu, la partita di Pordenone, perché sono ora 7 i punti, diciamo, di svantaggio. Una eventuale vittoria del Cosenza, quello che tutti ci auguriamo, tifosi addetti ai lavori sportivi che seguono il Cosenza, ecco, state facendo vedere appunto dalle regia la classifica, il Cosenza andrebbe poi ad un play-out, quindi sarebbero 3 le partite da giocare e 2 a Pordenone e una a Cosenza. Ma l'avrà, la domanda che pongo a me stesso e pongo agli altri, quelli che me lo chiedono, il Cosenza, la forza mentale di reagire dopo questa batosta, come l'hai definita tu, dopo questo flop e dopo il poker di reti incassate praticamente ad Empoli, 7 gol nelle ultime 2 partite, pur vero che avevi davanti Mancuso eccetera, o la Mantia, pur vero che oggi quando Brocchi ha fatto i cambi e quindi ha dato un'accelerata, come sto scrivendo proprio per il Corriere dello Sport, in chiave offensiva è stato devastante, perché gente come Del Rico, gente come Dio, che in Cittadella appunto se n'è privato a malincuore, si è innamorato del bilancio, un po' come Paez a Cosenza, è passato alla Cremonese ed è entrato Balotelli, insomma signori miei, Balotelli ha fatto un gol di ottima fattura, ha dato un assist alla grande per Dio, insomma, e lì i giochi sono stati fatti, il dado è stato tratto. E ripeto, non so Anna come sarà la condizione principalmente mentale del Cosenza, perché al di là che, come dicevo più, ha visto la squadra viva eccetera, sì, nel primo tempo la squadra ha giocato, ha fatto qualcosina, ha cercato praticamente di mantenere le distanze giuste. Nella ripresa ha avuto poi qualche occasione, lo ripeto, sia con Carretta, con Sciaudone, con Trotta stesso, che ha tirato su una battuta d'angolo in mischia, ha urtato poi sul ginocchio del portiere De Gregori, poteva essere un attimino più preciso in questa azione Trotta, che era subentrato negli ultimi 15-20 minuti, però ripeto, manca di uno stoccatore d'area di rigore, lo abbiamo sempre detto, c'è l'attacco del Cosenza anemico ed è quello che è, lo è stato per tutta la stagione. Sono curioso di capire appunto in che condizioni mentali il Cosenza si presenterà a Lignano Sabbiadoro. Lì l'unico risultato che in questo momento ha a disposizione il Cosenza è la vittoria, mentre il Pordenone di Domizzi può giocare per 2 risultati su 3, questa è la verità. Franco, grazie mille, so che sei impegnato adesso a scrivere questo articolo per il Corriere Grazie. dello Sport, quindi insomma con te i nostri telespettatori si ritroveranno, se non sbaglio, martedì, perché lunedì ci sarà questa partita alle 14, quindi la trasmissione è slittata, se non sbaglio, a martedì alle 15, vero? Ciao. Grazie mille.
Mille Franco, insomma, avvocato, lui ha parlato di Occhiuzzi, di affrontare il Pordenone da veri lupi. Noi abbiamo dato un suggerimento in questo tragitto, in questo viaggio fino a Lignano Sabbiadoro. Fate vedere le immagini di tutti quegli spareggi, di tutte quelle vittorie che il Cosenza fanno parte della storia del Cosenza. Sì, perché se no molti dei nuovi che sono stati qui quest'anno magari hanno vissuto il periodo della pandemia, hanno vissuto uno stadio totalmente vuoto, probabilmente non sanno neanche cosa vuol dire giocare da lupi e giocare con un pubblico dietro che ti spinge. Ecco, loro debbono crearsi, astrarsi mentalmente e crearsi virtualmente un branco e un pubblico alle spalle che li spinga, che li sospinga in questa partita di Pordenone, perché probabilmente, vabbè, i risultati sono quelli che sono, forse non c'è neanche lo spirito, ma fosse stato in altre occasioni avrebbe avuto anche un bel seguito il Cosenza, pur dovendoci giocare la salvezza in B. Però è inutile dire, l'ambiente infatti questo lo sento su me stesso, cioè ecco. Ti vedo, infatti io anche in pubblicità te l'ho detto proprio chiaramente, siamo ti vedo un po' molto demotivato. giù. Poi Franco ha snocciolato dei numeri, cioè è un'impresa che sembra impossibile, che è come la canzone però che ci ha portato a vincere i playoff di Serie C. Ecco, quello deve essere lo spirito, lo spirito insomma di dare battaglia fino all'ultimo secondo. Fino all'ultimo e di dover sentire la maglia. Poi il discorso è chi e quanti dei ragazzi sentiranno la maglia del Cosenza addosso. Ecco, questo. Ciò non toglie che una singola partita possa nascondere delle insidie tecniche, non lo so, un errore dell'arbitro, un fallo, voglio dire, una svista, una cosa del genere, cioè delle insidie. Uno bisogna sempre tenerle in conto queste situazioni, perché quando ti giochi tutto su di una partita, però mentalmente devi essere comunque più forte di tutto questo. Bisogna andare a Pordenone capendo che per il Cosenza e per la città di Cosenza, quella di Lignano contro il Pordenone è la sua finale di Champions League. E poi, se Dio vuole, andremo a ragionare sulle altre due partite. Ma questo è l'unico. E poi fare la conta, chi ci tiene, chi sente la maglia addosso. Il discorso è questo. Diceva Antonio Clausi, il presidente sa come pungolare la squadra, sì, magari mettendo il premio, questo qui salvezza. Ma se si parla di premio all'ultima. Forse ci doveva pensare un po' prima, magari. Non lo so, insomma, il premio, sì, ma tu pensi che a Pordenone non facciano la stessa cosa? Il presidente Lovisa, che è uno abbastanza lungimirante, non pensi la stessa cosa? È chiaro che se deve essere il premio a farti sentire la maglia addosso, cioè, abbiamo perso prima di partire. E il premio deve essere nell'ottica complessiva. Il premio pare che prima della partita con il Pescara ci sia stato un incontro, il presidente si è andato ad incontrare, o subito dopo la partita con il Pescara, ma ora non ricordo, si è andato ad incontrare la squadra e abbiano forse anche discusso di questo. Nella partita con il Pescara tutti i giocatori segnavano e andavano ad abbracciare la panchina, segnatamente il direttore sportivo, quindi forse segno di questo riavvicinamento, però poi sono arrivati altri due scivoloni brutti, quindi il tifoso non sa cosa pensare, il tifoso oggi come oggi, se tu mi chiedi un pronostico, io ti dico il pronostico è chiuso per questo trend negativo che abbiamo preso, però da tifoso mi attacco alle mie reminiscenze da tifoso. Ecco. A volte chi conosce la storia del Cosenza Calcio potrebbe dare una mano all'interno
e in questo mi riferisco, che so, agli amici Gianluca Pasqua e altri che hanno la mia età, che magari hanno vissuto tutti questi periodi. Ecco le immagini delle partite con lo Sud Tirolo, credo che fosse prima di entrare in campo con il Sud Tirolo, fare vedere un po', ecco, ricaricare, fare vedere queste immagini per i più giovani, perché poi Sciaudone ovviamente io credo che sia un giocatore esperto, si carica da solo, legittimo, Idda, questi sono legati alla maglia, però non sono solo loro e deve essere tutto il gruppo che si deve riprendere. Che deve trascinare tutto. Vedi queste immagini, le immagini di quando si è sceso in campo, manca a farla apposta, le ho viste pure io ieri proprio per autocaricarmi dopo i 4 gol di Empoli. Voglio dire, le immagini della canzone Sembra impossibile, di quando si entra in campo, l'intervista a Braglia, allora dovrebbe essere H24, dovremmo andare, ed credo che sia l'unica. Speriamo che anche Kevin, Kevin, come no? Grande occhio! Il nostro regista ci ha tolto l'audio mentre noi stavamo parlando su queste immagini, perché stavamo dicendo appunto questo, avvocato, che sono queste immagini che possono caricare soprattutto quei giocatori che magari più giovani, che non hanno affrontato queste sfide e che quindi non sentono la maglia in una maniera importante. È tutto lì, è tutto a dover individuare chi deve sentire la maglia del Cosenza sulle spalle nella partita di Pordenone. Dicevamo che sinceramente anche a me queste immagini mi fanno venire le lacrime agli occhi e mi sento che se fossi stato io un giocatore del Cosenza, per la miseria, davvero, come ha detto Franco Giugno la scorsa volta, assannarli in campo gli avversari. C'è il nostro regista che adesso si è scoperto anche un DJ. Io ti vado a leggere un messaggio di qualche mese fa, del 21 marzo, di Kevin Marulla, proprio perché, come dicevi tu, ci sono questi personaggi all'interno della società che possono fare da sprone, ecco, verso coloro che magari non sanno cosa significa per una città come Cosenza restare in Serie B. Kevin aveva detto: la ricetta è sempre la stessa e non bisogna mai dimenticarla, perché ha rappresentato il nostro valore aggiunto nei momenti importanti: compattarsi, serrare le file e diventare un blocco unico, città, tifosi, società e squadra, tutte insieme, mettendo da parte ogni polemica e facendo viaggiare le nostre menti e i nostri cuori, come abbiamo detto noi, verso un obiettivo comune con la voglia di raggiungerlo, come tutti i protagonisti in campo, fuori e sugli spalti hanno sempre dimostrato di saperlo fare, fino alla fine, tutti insieme, Cosenza, avanti tutta. Io la riproporrei questo post. Anche se questo è un invito un po' a tutto l'ambiente, al pubblico ed è
scontato per certi versi che in questo momento i cuori dei tifosi, i cuori del pubblico rossoblù, insomma, siano già proiettati dalla partita di Lignano. Questo è un qualcosa che deve essere, soprattutto all'interno dello spogliatoio, è sicuramente vero ciò che ha detto Kevin, ma credo che il giovane calciatore all'interno dello spogliatoio vada stimolato anche attraverso la visione di imprese, la visione di gesta eroiche per noi sportivi, no? Come il gol del papà di Kevin, di Gigi Marulla a Pescara, in maniera tale da renderli davvero affamati, davvero pronti ad azzannare sportivamente parlando gli avversari lunedì. È tutto lì che si giocherà la partita, perché se riusciremo a entrare con questa mentalità in campo riusciremo anche a superare quelle sviste che ci saranno arbitrali, falli fischiati, falli non fischiati, ammonizioni magari date che non c'ero, che inevitabilmente capiteranno perché ci giochiamo una finale di Coppa dei Campioni. Anche se hai visto, avvocato, per questa sfida hanno mandato un arbitro di Serie A proprio per una gara delicata come questa, sì, magari per proprio quella tensione che si vive in queste gare importanti, magari anche nella sfida con il Pordenone potrebbero decretare un arbitro anche... Sì, credo che lunedì, anzi le partite più importanti siano Pescara Salernitana e Pordenone Cosenza. Credo che sono le due partite per le quali dovrebbero mandare arbitri importanti. Attenzione che ritornando un po' ad una visione generale del campionato di Serie B, non è scontato che la Salernitana vada a Pescara e faccia risultati. Primo perché non avrà l'appoggio dei suoi tifosi, in secondo luogo perché sai, tra Pescara e Salernitana i rapporti non sono mai stati davvero idilliaci, motivo per cui ecco, sono due partite che richiameranno grossa attenzione anche da parte di chi appunto le dovrà arbitrare. Certo, saranno partite importanti, però ovviamente lì si gioca una categoria importante che è la Serie A. Dicevamo che il Monza negli scontri diretti con la Salernitana è in vantaggio, quindi... a pari punti dovrebbe, io ora il regolamento non lo ricordo, ma a pari punti dovrebbe salire il Monza e la Salernitana andare a fare i play-off. Non credo che ci sia uno spareggio, perché per esempio vedi le regole dei play-out sono mutate, in realtà l'arrivo a pari punti è considerato arrivo a pari punti, nel senso che ai play-out non si conteranno gli scontri diretti durante la stagione regolare, per cui in caso di arrivo a pari punti tempi supplementari e calci di rigore nei play-out, in caso di prosieguo della parità nelle due sfide. Mentre prevale e gode della regola del vantaggio dei due pareggi consecutivi chi dovesse però nella stagione regolare arrivare prima dell'altra in classifica. Quindi in questo caso ecco il Pordenone contro il Cosenza, se noi riuscissimo a battere il Pordenone, comunque il Pordenone avanti a noi in classifica gode di due risultati, potrebbe godere di due pareggi per salvare la categoria, ovviamente. Quindi insomma... a livello di play-off non so se ci sia, credo che a livello di play-off si considerino gli scontri diretti. Sì, gli scontri diretti, motivo per cui il Monza ha battuto la Salernitana dentro e fuori e ha preso 6 punti, a parità passerebbe il Monza. E poi ti devo essere sincero, oggi soprattutto al primo gol ho visto una grossa esultanza da parte della panchina del Monza. Secondo me loro ci credono che il Pescara possa fare il risultato contro la Salernitana. Possa fare il risultato. Sì.
Ci scrivono tutti gli altri risultati a favore, sembra un segno del destino, forza Lupi. Io già il gol che c'è stato la scorsa settimana, quello proprio in chiusura con Tutino, insomma già mi sembrava una quadratura del cerchio già vista lo scorso anno con il gol di Garritano. Già quello mi sembrava già un segno, avvocato, però... vabbè, ma ora, scusami, sì, i risultati, la Reggiana, ma anche se la Reggiana avesse pareggiato con, sì, saremmo sempre stati avanti con la Spal, sì. Noi avremmo dovuto sempre e comunque andare a vincere a Pordenone per mantenere... no, mi sbaglio, perché se avesse pareggiato la Reggiana ci avrebbe agganciato in classifica, quindi con il rischio di 2 vittorie sia nostra che della Reggiana la prossima domenica, lunedì prossimo, la Reggiana sarebbe andata ai play-out. Mi correggo, quindi sì, effettivamente anche la vittoria della Spalla è stata fondamentale. Però c'è stato anche il gol annullato, perché io per un momento ho visto anche questo gol del Venezia, se non sbaglio anche in diretta si è visto Chiuzzi esultare, forse... Ma non lo so se ci sia stato il gol o se fosse... O se c'è stata insomma, hanno alzato sì, la bandierina. una falsa... Io, guarda, ti dico la verità, era il momento che avevamo appena preso il gol di Balotelli. Quindi eri già demoralizzato. Sì. Non hai guardato più niente. Perché pensavo che anche una partita dove onestamente gli avversari non è che stessero giocando alla morte, non riuscivamo a metterla, a tenerla, quantomeno a tenerla, mi aveva depresso. Sì, vedo già in bassa frequenza che è collegato con noi Francesco Mannarino. Francesco, io voglio chiudere con te, visto che tu hai assistito alla sfida del San Vito oggi, Francesco di Gazzetta del Sud e di Calabria Diretta News. Allora, dacci le tue impressioni. Abbiamo sentito prima Antonio Clausi, anche Franco Segreto. Vediamo come la pensi tu, se più o meno l'andazzo è sempre quello, ecco. Io non ho seguito gli altri colleghi. Buonasera Anna, grazie per l'invito e buonasera ai tuoi ospiti e a chi ci sta seguendo da casa. Io ho visto sì la partita lì allo stadio e ho visto un Cosenza sinceramente che per qualche minuto, forse per 50-55 minuti è stato in campo, sì, ma manca quel famoso fil rouge che ci sta accompagnando per tutto il campionato. Quale? La mancanza della realizzazione finale. Tu puoi anche giocare la partita e secondo me il Cosenza sta giocando non benissimo le ultime partite, o quantomeno non con il pugnale o comunque il coltello tra i denti, quello che ci aspettiamo noi tifosi, non solo noi addetti ai lavori. La testimonianza, la prova provata è i tifosi che hanno accolto la squadra del Cosenza anche oggi, prima della partita, fuori dal Marulla. Quindi ritornando velocemente, io ho visto un Cosenza che ha cercato di stare in campo, ha cercato sì di vincere la partita, ma se poi non segni, questo è il risultato del campionato, non della partita col Monza, perché ci può anche stare che poi, come diceva il tuo ospite in studio, dopo che ha fatto il primo gol poi la partita è finita lì, assolutamente, ma manca e continua a mancare quel mordente che forse altre squadre, e forse ancora meglio nel campionato scorso, si aveva. Partecipando poco fa ad un'altra trasmissione con altri colleghi che saluto e che sono in collegamento con il Senza Giacca, dicevamo questo aspetto secondo me propedeutico a qualsiasi altro ragionamento. Quale? Quello che adesso non è più nemmeno tempo di parlare di condizioni fisiche, di schemi di gioco, se i cambi di Mister Occhiuzzo siano stati buoni o meno buoni. Adesso è tempo di andare a vincere a Pordenone. Come? Con la testa di questi giocatori. Lo chiedo anche a te in studio e a chi ci sta seguendo, hanno la testa tale che possano andare a vincere contro il Pordenone e poi giocarsi questa agognata salvezza in Serie B? È una domanda che ci accompagnerà almeno fino a lunedì. Io continuo ad essere ottimista, Anna, continuo ad essere ottimista per un semplice motivo, che ancora una volta, come diceva davvero il tuo ospite di studio, gli altri risultati ci hanno dato ragione, ma è ancora una volta la testimonianza che ci dobbiamo aggrappare, ci siamo aggrappati finora ai risultati delle altre squadre, ai risultati degli altri competitor. Adesso è arrivato il tempo di dimostrare noi se vogliamo salvarci e quindi non più guardare le altre, ma andare e vincere la partita. Ci riusciamo?
Aspettiamo lunedì e vedremo come si dice, chi vivrà vedrà, insomma. Abbiamo dato un suggerimento però Francesco da studio, anzi l'avvocato l'ha dato, perché ha detto fate vedere alla squadra tutte le immagini che abbiamo visto anche noi prima grazie al nostro regista Luca Chito, fate vedere queste immagini che caricheranno l'ambiente, caricheranno il gruppo e poi la partita si gioca lì a Lignano Sabbiadoro contro il Pordenone, non dobbiamo guardare altri risultati, non dobbiamo vedere altre cose, giochiamoci, sudiamoci per 90 minuti la maglia, giochiamo in modo aggressivo fino alla fine e poi vedremo cosa accadrà. Francesco, io ti ringrazio, grazie per essere stato con noi e grazie anche ai colleghi di Senza Giacca, ringrazio anche l'avvocato Luciano Cuozzo per averci tenuto compagnia, aver commentato insieme queste sfide in questo pomeriggio e vi do appuntamento come al solito a venerdì prossimo, grazie a Luca Chito regia, a Michele Cava per il supporto tecnico e a Massimiliano Fino che ci ha mostrato le immagini, a Francesco Camposani anche dalla messa in onda, insomma grazie a tutti, appuntamento a venerdì prossimo e in bocca al lupo. Non c'è più la pandemia. Come non c'è più la pandemia? Lui ogni giorno ci tiene i contagi. No, lui non c'è più la pandemia. Ma è una roba da macchina.